Bentornati in diretta dai Reporter Sera. Durante la pubblicità io ho sempre l'usanza di dire dovremmo tenere le telecamere accese perché spesso ci facciamo delle confidenze, io sprono un po' magari i nostri ospiti a dire mi raccomando non mi dite soltanto cosa va o cosa non va, ma anche insomma quali potrebbero essere le soluzioni e anche il pensiero è importante. Prego. No, la prima cosa importante per me, interessante, è questo clima costruttivo che sento stasera e mi pare interessante perché tante volte l'opinione pubblica, cosiddetta opinione pubblica, è un po' sul negativo. La seconda cosa interessante è il fatto che noi dovremmo ricordarci un pochino la nostra storia. Io ho vissuto 23 anni in Belgio, Olanda, Lussemburgo. Quello che diceva Gianni Morandi in poche parole. Come diceva Gianni Morandi, ho vissuto a Roma, ho visitato tutte le comunità italiane nel mondo e mi pare che insomma i problemi si ripetono. E il primo atteggiamento da avere è quello di essere molto concreti, di vedere un pochino il problema com'è. Noi abbiamo, per esempio, nella provincia di Padova abbiamo quanto? 100.000 stranieri? Ecco, saranno importanti anche l'emergenza Nord Africa, e credo che sia interessante anche ricordarci che dietro a questa emergenza c'è parecchia gente dietro le spalle. Noi abbiamo subito, stiamo subendo la quarta immigrazione nel nostro territorio. Abbiamo avuto il Big People, che veniva dal Vietnam. Sto leggendo, mi vede distratto perché sto leggendo anche gli sms che stanno giungendo, prego. Abbiamo avuto l'Albania, le sponde, vi ricordate quella nave con 20.000 persone dentro sbarcate a Bari? Certo, noi abbiamo avuto l'emergenza del 2000 e adesso stiamo subendo l'emergenza Nord Africa. Parliamo generalmente di immigrati, ma qua è veramente un'autentica guerra quella che noi vediamo. Abbiamo gente che esula, è gente che scappa, è gente che è perseguita e quindi in fin dei conti bisogna darsi anche un nome e conoscere un pochino la situazione. Credo che queste persone vanno assistite, vanno accolte e vanno riposizionate in una presenza nella nostra città o nella nostra regione che è una presenza molto più corposa. Io credo a qualcuno potrebbe servire che noi parlassimo solo dei 700 che arrivano. Per esempio, nello stesso tempo noi stiamo dimenticando che sono più gli emigrati italiani che vanno all'estero oggi che gli immigrati che arrivano. Non la pensano così, padre, a casa, stanno appunto scrivendo che non è un paragone accettabile, che non è proprio la stessa cosa e che i nostri italiani, insomma, emigrati all'estero non avevano assolutamente diritti né nulla e che quindi, insomma, sono stanchi di continuare a vedere servizi strappalacrime. Sto facendo un po' un sunto perché è veramente lunghissimo. Voi siete liberi di dire la vostra opinione. Padre, la interrompo un istante, diamo ufficialmente il benvenuto al nuovo questore di Padova, l'abbiamo sentito proprio a ridosso di ciò che è successo nei nostri mari, quindi tutti quei ragazzi, quelle famiglie, quelle persone che sono morte. Prego, chiedo alla regia di mandare in onda il servizio. Il nostro Paese sta facendo il possibile per rendere più efficace l'attività di soccorso in mare. Peraltro la tragedia è accaduta in presenza di una nave che quindi avrebbe potuto soccorrere in maniera adeguata se non ci fosse stato il tragico epilogo determinato da circostanze occasionali. Io cercherò di fare del mio meglio nell'ambito delle mie competenze specifiche. Certamente il problema della migrazione è un problema di carattere internazionale che prescinde dalle competenze locali, sul quale bisognerà fare di più sicuramente e io credo che anche la politica nazionale si stia adoperando per individuare gli opportuni rimedi. Mi hanno avvisato dalla regia che ci sono degli amici a casa che vogliono intervenire. A volte tremo perché siamo in diretta e non si sa mai quello che ed è un tema caldo. Io nel frattempo, padre, se lei ha finito, volevo iniziare un po' anche a conoscere i nostri ospiti. Ti raggiungo, scusate, chiedo, ecco, perfetto, alla regia perché sennò gli sparisco. Mi siedo qui accanto a te, non ti emozionare. Allora, però ci sono anche da ricordare delle realtà positive. Abbiamo qui
dal Pakistan, giusto? Di il tuo nome, usa il microfono perché sennò a casa non ti sentono, vuoi che ti aiuti io? No, vai. Io sono Saddam, vengo dal Pakistan. Saddam, vieni dal Pakistan. Posso chiederti velocemente, perché sappiate che alcune sono storie molto particolari, non voglio violare la loro privacy e non voglio neanche fare il servizio strappalacrime né nulla. Sto conoscendo, per voi che siete a casa, un ragazzo che è venuto qui questa sera. Quindi sei fuggito dal Pakistan, perché? Vuoi dirlo? Io ho problema a una partita, anche il governo. Il governo, Sì, quindi, sì. sei scappato dal governo. Tante differenti storie, non è per parlare bene anche italiano. Non ti preoccupare, lo capiamo, Sì. giusto? Quindi sei fuggito dal governo perché in Pakistan cosa accade? Non c'è libertà? No. Partito anche il governo. Che tipo di viaggio hai fatto tu? Come sei arrivato qui? Arrivati? Sì, in Italia, come sei arrivato? Con la barca, non lo so, barca. Sì, in barca al barca. mare, sì. Tu sapevi che rischiavi la tua vita o no? No, Non te lo immaginavi? no. Quando eri su questa barca, cosa hai provato? No, Ma era più la speranza o la paura? paura. Paura. Senti, però c'è un lieto fine. Tu fai parte della comunità, giusto, della cooperativa Il Villaggio Globale e mi dicevano prima che c'è una chiusa finale, diciamo, per la tua storia, cioè hai trovato lavoro. Sì, Hai trovato lavoro qui in Italia? Sì. Cosa fai, posso chiederti? Mercato. Lavori al mercato. Sì. Hai un banco tuo o... No. Imprenditore, è diventato subito imprenditore. A casa adesso sì che arrivano le telefonate di minaccia. Ok, dai, ti ringrazio, ti lascio stare. Torno in posizione. Presidente, io le voglio chiedere una cosa. Noi stiamo pagando un po' il prezzo del colonialismo? Tutti questi sbarchi, tutti questi arrivi, li abbiamo causati forse noi con delle politiche passate errate? È un po' difficile globalizzare tutto questo fenomeno. Io credo che fondamentalmente per stare sul tema di questa sera non siamo in grado di affrontarlo. Né c'è un governo che dà delle direttive precise e il problema ricade sui sindaci che naturalmente devono governare il territorio anche se sono desautorati dalla possibilità di accettare o non accettare dei profughi e sta a loro, non possono che lagnarsi, ma in realtà vengono affidati e c'è un'autorità dall'alto che li impone. Ora, se l'autorità dall'alto ha scienza e coscienza, la cosa può essere accettata, ma che questa venga una suddivisione indiscriminata, perché in Sicilia abbiamo una massa di immigrati 10 volte superiore che in Veneto, non ha nessun senso. E l'accoglienza che c'è in Sicilia è decisamente diversa da quella del Veneto. Io preferisco quella del Veneto che quella siciliana. Me lo motiva, mi Sono spiega stato perché? in Sicilia, ho visto che dormono sotto gli alberi, l'accoglienza è lo sfruttamento, perché sappiamo che il regime siciliano è tipicamente di un certo tipo. Quindi si sfruttano le persone, d'inverno si arrangiano, vanno a dormire nelle grotte e poi quello che succede succederà. Allora questo non è un governo che sta governando, perché la stessa iniziativa che ci sono, oppure cosa prendono? Prendono un villaggio e ospitano 500, 600, 700 persone a 35 euro al giorno e allora sono capace anch'io, chiunque è capace di diventare imprenditore, non fa nulla. Poi quando questi se ne vanno non è che vengono depennati, se ne vanno e continuano a essere 300, 500, 600. E quindi si prendono denari a sproposito. Ne abbiamo avuto un esempio a Roma che è leggermente più, diciamo, dovrebbe essere leggermente più vicina a questo governo. Allora, se le cose si fanno e si vogliono far bene, si fanno in una certa maniera. In Germania le regole sono ben diverse e le accoglienze sono diverse e sono molto più rigidi, ma non più rigidi in senso negativo, in senso dell'ordine. Cioè c'è una disposizione che viene mantenuta all'interno di un movimento e questo l'hanno organizzato fin dall'inizio, fin dal dopoguerra.
tutti gli immigranti avevano determinati obblighi, avevano determinati vantaggi e spesso avevano anche degli svantaggi, perché chiaramente uno Stato non si può organizzare in 10 minuti per un'accoglienza di decine di migliaia di persone. Questo è il fenomeno. Io parlerei invece di problematica o risorsa, parlerei di opportunità. Opportunità per chi viene, opportunità per chi accoglie, opportunità in senso positivo ovviamente. Questa è la cosa fondamentale. Se poi vogliamo criminalizzare gli immigrati, la cosa è estremamente semplice, perché chi non ha nulla è disposto a tutto per avere qualcosa. Quindi mettiamo gli immigrati nella condizione di poter essere criminali, che magari nel loro paese non lo sono. Ma io voglio mettere una persona, qualunque persona, nelle condizioni in cui spesso si trovano i nostri immigrati, se alla fine non succede qualche cosa. Poi invece abbiamo un altro, perché noi parliamo sempre degli immigrati da sud, poi abbiamo gli immigrati dall'est, che invece sono organizzati. Arrivano e depredano sistematicamente come gli uni e i vandali, percorrono intere strade, depredano e poi interi condomini. E questo è un altro fenomeno. E poi rientra. Allora, che tipo di organizzazione ha lo Stato? Vengono arrestati e vengono rilasciati immediatamente dopo. Certo. Allora vuol dire che il cittadino ha diritto ad offendersi e non posso dire che questo cittadino discrimina, questo cittadino pretende i diritti per cui lui ha eletto i politici che non governano e ha ragione di farlo. Guai se non lo facesse, perché non posso lagnarmi perché le cose non funzionano. Allora questo è abbiamo sfiorato il problema. Certo. Se poi andiamo a vedere quali sono le vere cause, che sono sostanzialmente le multinazionali che depredano i paesi africani piuttosto che investono, l'Europa investe i paesi dell'est aprendo le frontiere e depredando questi nuovi paesi che sono la Romania, eccetera, eccetera, in forme veramente scandalose, allora potremmo capire come stanno andando avanti le cose. La cosa che mi preme poi sottolineare... Chiedo al nostro telespettatore di attendere un istante. In tutto questo fenomeno, e lo vediamo ogni giorno sui telegiornali, non esiste un'analisi da parte dell'informazione, quindi dei giornalisti, e parliamo dei giornalisti, soprattutto quelli per cui noi paghiamo il canone, che dicono le cose come stanno. Si mette sotto un punto di vista pietistico qualsiasi fenomeno e non si affrontano invece le vere responsabilità che stanno dietro questo fenomeno. Io non posso aspettare che la gente rischi la pelle per andarli a salvare. Io devo andare dall'altra parte e fermare il fenomeno. Esatto. Molti lo dicono. Io ricordo che abbiamo fatto delle guerre dicendo Saddam Hussein è un cattivo perché ammazza tutti e quindi noi andiamo a portare la democrazia. In questo momento in Libia è assai peggio di Gheddafi o di Saddam Hussein, quindi se veramente questa democrazia per cui siamo andati in Afghanistan, in Pakistan, in Iraq, è quella che vediamo. Questo fenomeno, siamo andati a portare la democrazia, la portiamo anche in Libia. E allora questi fenomeni cessano. Dopodiché, se vogliamo, perché l'Italia non ha più emigranti o un nuovo tipo di emigrante, cioè il colto e la persona va in cerca di lavoro di un certo livello, questo è il nuovo emigrante italiano, non c'erano più emigranti negli anni scorsi perché? Perché l'Italia aveva risorse. Sì. Allora se queste risorse vengono portate nei paesi dell'est o in Africa, questa emigrazione cessa. Grazie. Abbiamo Katia al telefono. Katia, buonasera, grazie per averci scelto. A lei la parola. Buonasera a tutti. Buonasera Katia. Buonasera. Buonasera. Buonasera, io chiamo da Verona, mi chiamo Katia e vengo dalla Somalia. Dalla? Somalia. Io voglio parlare Somalia, però sugli somali, che ho conosciuto più di 100 persone, ho parlato con loro varie volte. Ho chiesto perché venite a Lampedusa che rischiate la vita e mi hanno detto che differenza c'è morire lì in Somalia, ISIS o Al-Shabaab o morire qua.
E poi mi sono chiesto chi in Somalia o anche in Africa non produce le armi, chi lo porta le armi, e poi anche la giornalista, mi dispiace tanto che ho pianto per lei, morta la Ilaria Albi e Miren, e chi le ha ammazzato? Perché hanno scoperto traffico di armi, mondizia, che in cambio davano mondizia, seppellivano il mio paese. E poi le regalavano armi, non è che li vendevano, perché armi costano. E sono morti più di 2 milioni tumore, bambini. Poi in Africa, Libia, ho sentito, mi hanno raccontato questi somali, ci sono cinesi, indiani, pakistani, c'è tutto il mondo, non c'è solo l'Africa. Sì. Poi mi hanno raccontato che 6 mesi li aiutano qua in Italia, 200 euro al mese, e devono mangiare con questi 200 euro e poi dopo li buttano in strada. Allora cosa fanno? Vanno in Norvegia, Danimarca, in Svezia, lì li danno, prima di tutto le visitano se hanno malattie e poi le danno una casa dove dormono, casa proprio monolocale, ognuno aveva. Andavano a studiare le lingue, alcuni stavano andando al lavoro e improvvisamente le hanno viste in pronto che sono passate in Italia. Cosa ha fatto il governo di Norvegia e Svezia? C'è la legge lì, tornate in Italia. Ma Italia cosa faccio io? Devo rubare? Dove dormo? In strada, sotto ponti, divento barbone, non sono Italia io. No, perché Italia ha affermato che raccoglie tutti quelli che vengono. Allora io mi chiedo, governo italiano, per quale motivo prende motivo impronte persone che non vogliono stare in Italia, perché Italia è bella se hai soldi, ma se non hai soldi cosa fai? Non hai mamma, non hai papà che ti dà un polpette. Chiedo aiuto al questore, al governo italiano, che devono guardare Grazie, questi Katia. impronti, perché i miei paesani io non voglio che diventano barboni Certo, lo capiamo. d'Italia. Katia, io la ringrazio, la interrompo, Grazie, mi perdoni perché ci buonasera, sono buonasera. altri amici che vogliono intervenire, spero di aver lasciato ampio spazio alla signora Katia, grazie per la sua testimonianza. A proposito, scusate, di testimonianze, siamo andati a intervistare Don Luca Facco della Caritas di Padova, immigrazione e crisi. Prego. Io penso che queste occasioni che sono così drammatiche ci costringono a tirare fuori il meglio di noi e un di più di accoglienza, come quando in un momento di crisi avviene un terremoto e tutta la comunità civile si unisce per dare un'ulteriore risposta, così siamo di fronte a un terremoto sociale, politico, di fronte al quale non bisogna dividersi ma unire ancora di più le forze. Io credo che ci siano ancora tante risorse inespresse che anche attraverso questa emergenza si possono tirare fuori. Io credo sia importante che ci sia da parte di tutta l'opinione pubblica un forte sentimento di disagio, di dolore, di sofferenza di fronte alla morte di tante persone che per motivi di speranza muoiono in mare. Questo deve provocare tutte gli enti pubblici a qualsiasi livello di dare la propria risposta, in particolare l'Europa e l'ONU, attivando campi profughi nei paesi vicini e dando la possibilità alle persone di fare la richiesta di asilo politico già direttamente presso le ambasciate nei paesi limitrofi ai paesi dove c'è la guerra, e a noi qui viene chiesto di dare un'accoglienza umana e civile attraverso microaccoglienze diffuse sul territorio alle persone che sono già giunte in Italia e hanno fatto richiesta di asilo politico. È necessario lavorare nel territorio, nei paesi di provenienza, lì va fatta la prima opera, lì sono presenti molte Caritas che operano nei campi profughi e anche da noi qui alle persone che sono giunte qui è necessario dare una risposta. Noi proponiamo micro accoglienze diffuse nel territorio che non sono invasive e che permettono l'integrazione. Varie esperienze, penso in particolare ad Este, dove c'è una collaborazione tra parrocchia e comune, dimostra che è possibile, è sostenibile e non è invasiva del territorio. Credo che questa esperienza di crisi ci costringa a lavorare di più tutti insieme. Tutti insieme, ma rimane sempre a parole, perché abbiamo visto tutte le varie, i proclami dell'Europa, ma alla fin fine ce ne occupiamo solo noi.
Ah, pazienza, l'ho fatta attendere quasi un'ora, mi perdoni. Abbiamo Giancarlo al telefono, un nostro telespettatore, e dopo le do la parola. Prego. Giancarlo, mi sente? Sì, sì. Prego, a lei la parola. Io volevo parlare col conduttore che prima ha fatto vedere Gianni Morandi, no? E il conduttore che sta parlando? Noi eravamo all'estero, eravamo in America, però noi eravamo in America per lavorare, che con permessi del soggiorno che ci mettevano in quarantena. Questi vengono qui, non fanno nessun controllo sanitario perché è inutile che dicono che sono l'uso di ogni modo. Quando il signor Gianni Morandi fa le partite del cuore, sì, tutte le risorse che prende, i soldi che prende che pagano noi, dovrebbero pagare loro come VIP. Ho capito Giancarlo, lei ha la sua visione. I terremotati che è dall'83 che aspettano una casa. Questo è il discorso. Questo è il famoso giusto prima processo. Vengono gli italiani che pagano le tasse e quei poveretti che sono terremotati e del 93 appena fatto vedere per striscia la notizia. Sì. Che aspettano una casa, un alloggio dignitoso per le persone che hanno sempre pagato le tasse. Allora, prima vengono loro e dopo vengono gli extra. Grazie Giancarlo per la sua opinione, noi la rispettiamo e l'abbiamo ascoltata volentieri. Lancio la pubblicità e subito dopo parliamo con l'ultimo, tra virgolette, dei nostri ospiti che ancora non ho sentito.